Questa è la Serie B-Win. Quarta giornata di Serie B-Win allo stadio Rigamonti che ospita l'anticipo tra Brescia e Padova. I biancoscudati di Fulvio Pea sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Le rondinelle di Alessandro Calori in casa hanno battuto la Juve Stabia, ma in trasferta hanno perso a Crotone e La Spezia. Nel 3-5-2 del Brescia, esordio dal primo minuto in difesa per l'ultimo arrivato Stovini, non per Corvia che va in panchina. In attacco confermati Andrea Caracciolo e Mitrovic. Il Padova risponde con un 3-4-1-2, tridente formato da Farias alle spalle di Granoce e Babacar. Si parte agli ordini dell'arbitro Ostinelli di Como. Poco più di un minuto di gioco, c'è questa bomba dalla distanza di Rispoli e Arcari deve subito impegnarsi per mettere la sfera in calcio d'angolo. Ancora Padova al nono. Babacar riceve da rimessa laterale, carica il destro che Arcari deve di nuovo alzare sopra la traversa. Buon inizio della squadra di Pea, grande parata di Arcari su Kuma El Babacar. 37esimo, risponde il Brescia da Daprela a Caracciolo, arriva Zambelli che da sotto misura colpisce il palo, poi Lasic viene contratto. L'azione non finisce, da 25 metri ci prova Budel, sinistro, alto sopra la traversa, occasionissima per il capitano delle rondinelle Zambelli che colpisce il palo veramente da pochissimi centimetri. In questa azione si fa male Lasic, problemi a un ginocchio, dentro Rossi al suo posto. Siamo al 41esimo, percussione di Rispoli che cade in area dopo contatto con Daprela. Ostinelli sembra prima andare verso il dischetto, poi ci ripensa nel replay il contatto che per l'arbitro non è rigore. Inizia il secondo tempo, 0-0 al Rigamonti. Pea è già una maschera di tensione. Dopo poco più di un minuto, angolo per il Padova. Farias, Ze Eduardo, la palla carambola dentro per Granoce. Attenzione, c'è Daprela a terra. L'azione prosegue con questo tiro di Trevisan a lato. Le proteste di Arcari. Rimane a terra Daprela dopo un contrasto aereo con Cuffa. 50esimo, la punizione di Salamon sulla barriera. Ancora Bartosz Salamon ci prova, palla centrale bloccata da Anania che poi resta a terra. Attenzione, si tocca il ginocchio destro e viene medicato l'ex portiere del Pescara che riesce a proseguire la sua partita. Poi colpo di testa a lato di Salamon, zuccata con Trevisan che deve uscire dal campo a farsi medicare. Momentaneamente in 10 il Padova, esordio tra le rondinelle per Corvia al posto di Mitrovic. Azione d'angolo, batte Buia, attenzione la paratissima di Anania che dimostra di aver superato l'infortunio. Colpo di testa pericoloso di Andrea Caracciolo, può tornare in 11 il Padova, rientra Trevisan con un vistoso turbante. Siamo a metà circa del secondo tempo, c'è questa percussione di Farias, tiro deviato, palla a lato, non di molto. Daprela il cross alto, la sponda Fausto Rossi e di nuovo Anania si supera, un mezzo miracolo per salvare la porta del Padova. Padova che ha questa opportunità, sono in due davanti ad Arcari, c'è Rispoli che trova il pertugio ma non la porta avversaria. Alla fine Anania deve arrendersi al dolore al ginocchio destro, entra al suo posto Silvestri. 84esimo, attenzione al contropiede del Padova con Farias, chiama la palla a destra Rispoli ma non viene servito dal brasiliano che spreca. Poi nel recupero c'è questo presunto tocco di mano di Rispoli sul colpo di testa di De Maiole. Proteste del Brescia, finisce 0-0 al Rigamonti, è il primo 0-0 stagionale in questa Serie B-Win.